Siamo a Milano, nello studio di Luisa Bordeaux, avvocato, che saluto e che ringrazio per la sua Ringrazio disponibilità. io Buongiorno. voi. Luisa Bordeaux si è occupata di tante cose nella sua carriera di avvocato, ma credo che sia nota a molti, soprattutto per la vicenda relativa alla Certamente. cosiddetta strage di Erba, della quale ci siamo occupati anche noi da tanti anni. Di questo parleremo, ma magari oggi sotto un profilo un po' diverso, perché tutti gli aspetti giuridici e anche i tanti punti che gli scienziati hanno messo in luce, li abbiamo analizzati nel corso di questi mesi, non sono serviti a modificare per il momento le sorti processuali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati definitivi per la strage cosiddetta di Erba. Abbiamo però visto che ci sono dei fatti che non sono mai entrati in questo processo, e questa è una situazione apparentemente kafkiana. Si usa molto spesso a sproposito questo aggettivo, ma credo che in questo caso calzi a pennello per una situazione nella quale i fatti non sono mai entrati in un processo, ma avremo modo di ritornarci sopra anche da un punto di vista tecnico, giuridico e fattuale, appunto, quando saranno rese note le motivazioni con cui, in base alle quali la Corte di Cassazione ha detto no al vostro ultimo ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia, che a sua volta aveva detto no al processo di revisione, nonostante appunto i moltissimi elementi di fatto che abbiamo puntualmente analizzato e visto e che meritavano quantomeno una trattazione processuale, no? Perché, avvocato Bordo, qua siamo in presenza di un processo che non è stato fatto, ma di una sentenza che è stata emanata come se il processo fosse stato fatto. Per questo mi sono permesso di richiamare Kafka, no? Lei che ne dice? Eh sì, purtroppo ho questa brutta sensazione di essere protagonista insieme ai 2 di questa vicenda kafkiana, ecco, perché la Corte d'Appello di Brescia, poi adesso vedremo la Cassazione che cosa potrà dire, ehm, salvo dire che in un giudizio di revisione puoi fare quello che vuoi, non ha una risposta, non c'è una risposta adeguata, perché avrebbe dovuto aprire. Poi l'esito delle prove poteva essere anche non decisivo, non favorevole, ma non certamente ecco, fare la valutazione precedente e dire no a tutto, No, come anche hanno perché è stata fatto. fatta, io parlo da profano naturalmente, Sì, da cittadino hanno fatto una comune. prevalutazione, È stata fatta una valutazione di tutta una serie di elementi, alcuni sono stati anche trascurati per la verità, certo. però una serie di elementi che voi avete apportato nuovi o diciamo da riconsiderare perché mai entrati a giudizio prima, ma è stata fatta senza una controparte, cioè voi non avete potuto prendere parte a un processo. C'è Certo. stata una sentenza che non è stata l'esito di un confronto in aula fra le parti. C'era una gran paura di sedere lì i testimoni e fare in modo che magari dei professori o quant'altro chiarissero cose che non si volevano ascoltare. Questa è la preoccupazione e la convinzione che io ho. E parlando con numerosi degli scienziati che hanno prestato la Mh. loro opera per le vostre consulenze, io ho registrato proprio questo aspetto, cioè qui la scienza è stata tenuta fuori, i fatti sono stati tenuti fuori, ma è stato tolto anche, secondo me, questo è il rilievo, uno dei tanti aspetti di rilievo pubblico di questa vicenda, è stato tolto a tutti noi cittadini un'occasione importante per fare dei passi in avanti in termini di civiltà, non solo giuridica, ma di civiltà tout court, perché se fossero stati considerati elementi come quelli portati dal professor Sartori e dalla sua numerosissima nutrita equipe. Tutta gente che lavora gratis, che Tutta gente che quantomeno, lavora gratis, ecco, un no? po' di attenzione per il loro E lavoro che lo ha fatto poteva per amore della essere. scienza e della verità e della Esatto, giustizia. Se fossero stati considerati i contributi che sono stati portati da questi illustri scienziati, forse avremmo fatto un passo avanti tutti, no? certo. E non avremmo più parlato di giustizia mediatica o giustizia spettacolo o tante altre cose, avremmo invece guadagnato qualcosa in termini di La civiltà. giustizia mediatica, ecco, viene affrontato come problema quando magari ci sono 2 trasmissioni televisive un minimo favorevoli a Rosolindo, ecco. Non c'è mai stato il problema della giustizia mediatica quando prima del processo hanno Ecco, che fatto poi tutte le trasmissioni del mondo, prima di iniziare proprio di sederci in sì. aula, però anche questo ne abbiamo. Che poi giustamente lei dice favorevoli a Rosa e Olindo, in realtà favorevoli a far luce e a far emergere cose che non si Certo, conoscevano, cioè dei fatti. La cosa certo. paradossale di questa vicenda è che danno fastidio i contenuti di fatto. Non è questione di schierarsi, no, a favore dell'innocenza o della colpevolezza, è questione di conoscere. Quando si è cominciato a conoscere, lì sono nati un po' di problemi. Sarà interessante capire come la Corte di Cassazione argomenterà.
Però ripeto, questo lo affronteremo magari in un'altra No. sede. A me adesso interessava, avvocato Bordoni, ripercorrere un po' anche dal suo punto di vista più personale, più partecipato, perché questa qui è una vicenda che dopo 18 anni fa ancora discutere le persone che la guardano da fuori. Tutti noi, io per primo dico che ormai la seguo da tanti anni, meno di voi, ma insomma già un bel po', siamo stati coinvolti anche da un punto di vista, ma me lo dicevano anche gli scienziati che le citavo prima. Certo. Al di là dell'aspetto di fatto e professionale e di lavoro che hanno fatto gli scienziati, che hanno fatto alcuni dei giornalisti che si sono occupati di questo, quello che diciamo rileva qui è anche il fatto che questa vicenda ti cattura da un punto di vista emotivo, sentimentale, ma non lo dico per sminuire, perché anzi per rafforzare il contenuto di fatto, cioè sono una serie di fatti talmente eclatanti, talmente rilevanti, talmente attinenti, diciamo, ai principi fondanti del nostro vivere civile, della nostra comunità, dei valori di giustizia e di verità che dovrebbero reggere la cosa pubblica, che uno rimane per forza emotivamente coinvolto, no? Io però vorrei fare ancora un passo indietro prima di chiederle da che punto di vista lei ha vissuto, come ha vissuto emotivamente questa storia, perché la dottoressa Masino ci ha detto un giorno, poi bisognerebbe raccontare una volta, quali sono stati gli effetti psicologici su noi che abbiamo lavorato con onestà e con scrupolo di questa storia, no? Perché prendi bastonate e continui a dire no, tu non hai lavorato bene, questo fatto non esiste, questo non lo considero. eh, lei come l'ha vissuta emotivamente questa vicenda? Piuttosto male. Piuttosto male, ho vissuto male, soprattutto il processo a Como, il primo grado, è stato veramente avvilente, non perché poi si sia migliorati, perché comunque anche, nel grado di appello non c'è stata la possibilità di riaprire il caso, però diciamo a Como il processo comasco è stato veramente un simulacro di processo dove non si è potuto, effettivamente esercitare un diritto di difesa vero e proprio, laddove non ascolti argomenti importantissimi come può essere, che cosa ha detto un testimone, quando si è salvato da una strage e si è svegliato, e quindi non ascolti cose così importanti, è veramente triste per la giustizia. Anche cioè vederci come l'immagine da fuori non eravamo un bello spettacolo. Quindi sicuramente il processo di primo grado l'ho vissuto particolarmente male, anche perché c'era un'atmosfera di caccia alla difesa che non credo che abbia eguali, seppur nell'ambito dei processi, diciamo, di corte d'assise ci può essere uno scontro anche veemente, di solito però ci sono dei limiti. Questi limiti invece sono stati sicuramente oltrepassati per cercare di silenziare la difesa. Questo Quando è è che la lei si è resa realtà. conto che questo processo si metteva in questo modo? Che Ah, fosse un processo avvilente nel quale la difesa veniva. allora, Adesso lei ha parlato di caccia alla difesa, che è caccia alla una difesa. No, no, è definizione. esattamente così, è caccia alla Quando è difesa, che si è anche resa perché conto che nel mirino eravamo in c'eravate voi 3 difensori? da Eh, quando Caccia grossa allora peraltro, perché insomma all'epoca c'era anche un avvocato importante, conosciuto e stimato, certo, no? Che nel foro di l'avvocato Como, Faccia, l'avvocato certo, Faccia, che che aveva si è preso avuto la briga di assumersi la difesa di questi due, sì, no? di scendere in E che poi ha campo perché chiamato. forse ha avuto una sensazione che qualcosa potesse non andare per il verso giusto Quando è che lei ha capito che di c'era la questa caccia grossa alla udienza. difesa? Quando direi forse alla prima udienza c'è l'esposizione introduttiva, diciamo, delle prove. Di solito i processi c'è questa prima parte di esposizione introduttiva delle prove e più che le prove sul fatto, c'è stata proprio una presa di posizione nei confronti della difesa e la dimostrazione che insomma si era agito contro gli interessi di Olindo e Rosa. Ecco, era un po' così il leitmotiv. Adesso io l'ho detto in modo molto sintetico, però insomma è assolutamente un caso unico, nel senso che uno dedichi l'introduzione del processo a fare questa caccia alla difesa. E qui questo inizio non è stato dei migliori.
E poi vabbè, poi tutto il resto, Com'è che lei l'audizione. entra nella vicenda di Allora, Rose io Olindo? entro nella difesa di Rose Olindo perché l'avvocato Pacia, chiede a me e all'avvocato Schembri, di se volevamo occuparcene. Lui non era stato solo contattato dal cappellano Del carcere del di Como. carcere, di Como, perché c'erano queste 2 persone, come dire, un po' abbandonate a se stesse, che avevano bisogno, di qualcuno che prendesse, insomma, le loro difese. Lo dico brutalmente, che avevano bisogno che finalmente ci fosse un avvocato, Sì. che prima non c'era, di fatto. Diciamo che noi abbiamo un Rose e un Lindo che sono 2 persone estremamente fragili. Non so chi in una vicenda così grave e complessa avrebbe avuto la possibilità di attrezzarsi per difendersi, inteso come imputati. Quindi non è che però sicuramente Rose e Lindo avevano già delle loro fragilità e quindi è stato diciamo, per diversi mesi credo che siano stati, ecco, un po' abbandonati in questo carcere, sino a che qualcuno si è domandato: "Ma, Quindi lei si cosa". ricorda cosa le ha chiesto l'avvocato Pacia? Andate a vedere che cosa sta succedendo. Questa è la consegna che abbiamo E quando avuto. l'avvocato vi dice così, voi che idea avevate? Lei che idea aveva della strage Allora, di Erba? io sapevo poco, nonostante abitassi a Lecco, non avevo avuto, non avevo ascoltato tantissimo sulla vicenda. Però vabbè, avevamo una verità, diciamo, data a Televisioni Unite, per cui costoro erano un quadrupede, penso che si sia Sì. espresso così inizialmente, la procura, che insomma non meritava nulla. Ecco, questa era l'immagine che ne avevamo però, Insomma, quando ha già chiesto. sapeva delle confessioni e del cosiddetto riconoscimento da parte di Mario No, Frigeri. noi non Non sapevamo sapevate niente. assolutamente niente e devo dire che per un certo tempo abbiamo anche, un po' scioccati quando siamo andati a conoscere Rose e Lindo, perché erano completamente, diversi da come erano stati rappresentati, in nelle trasmissioni televisive e quant'altro, Un insomma. quadrupede assassino con Ecco, freddezza questo estrema. quadrupede insomma, no, in realtà abbiamo trovato un Olindo estremamente, timoroso, garbato, che chiedeva la cella matrimoniale, ecco, se era possibile, trascorrere Che non è una favola che era questa molto cosa. preoccupato perché aveva in testa questo accertamento irripetibile sulla traccia, questo l'aveva capito anche lui, che avevano trovato del sangue, dicevano, sulla sua macchina, e questa era una cosa che lo faceva, sin da subito, ecco, c'era questa cosa. Vabbè, Rosa era completamente, Ecco, che cosa ha trovato lei? Che soverchiata. persona ha trovato? Perché poi lei sostanzialmente è stata il primo avvocato difensore di Rosa Bazzi nello specifico, no? Voi avete Sì. assunto la difesa di tutti e due i coniugi, ovviamente, però lei in particolare si è occupata della figura di Rosa Bazzi. Ecco, una cosa che io sempre mi sono sempre domandato, per quale motivo viene arrestata Rosa Bazzi? Ammettendo che pur sia vero che il signor Frigerio ha riconosciuto Olindo, cosa che come vedremo è ampiamente discutibile, no? Perché non è vero che lo riconosce da subito, questo è venuto fuori dopo, ma non è stato mai esaminato in giudizio, pensate che assurdità. Ecco, ma perché lei viene arrestata, Rosa Bazzi, questa donna? Perché è moglie di Olindo e Ecco, ma quindi in uno Stato seppur come quello italiano può essere sufficiente questo? è così, come elemento nell'ordinanza di fermo che fanno, riguarda il fatto che avesse trascorso la giornata col marito, quindi ne era al limite era un ottimo test per il marito, e, che forse aveva una piccola ecchimosi sul dito. Dicevano di aver appunto questa cosa che era però, Diciamo, una insomma. strage di 5 persone in 4 minuti e un'ecchimosi sul Esatto. dito. No, cioè che credo che fosse una distanza siderale con
con l'accusa, ecco. Questi erano gli unici Ecco, ma elementi indicati a carico di Rosa. ecco, avvocato Boddo, lei si ricorda qual era la sua idea prima di conoscere Rosa, in particolare Olindo, e che cosa ha pensato poi conoscendoli, iniziandoli a Allora, conoscere? io ho l'immagine Perché dell'avvocato Schembri che all'ingresso del carcere mi dice: "Ma te la senti di entrare?" Perché prima abbiamo visto Lindo. E poiché appunto c'era questa narrazione di queste 2 figure e di questo quadrupede. Questa è l'immagine prima di entrare. E poi è quando siamo usciti che eravamo sbigottiti da Olindo e per Rosa preoccupati, perché in quel momento Rosa questo era da subito. un pianto continuo, cioè uno stato confusionale incredibile. Non mi ricordo se l'abbiamo vista subito lo stesso giorno o il giorno successivo. Quindi stava decisamente male Rosa. Era proprio provata, ha avuto anche, insomma diversi momenti, era scorata e quindi è stato complicato. Poi vabbè, è evidente che quando uno conosce Rosa che è alta 1,50 m, piccolina, non esile ma di più, che ha anche proprio un atteggiamento anche un po' da fanciullesco, non ti capaciti, ecco, al di là di quello che dice, di quello che dovrebbe essere l'accusa, insomma, una Non si confà con persona lo spietato quadrupede assassino, esperto assassino. no, No. gente che non ha mai cioè che ha sempre vissuto una vita super regolare, super tranquilla, super e si trova buttato, in una Lei cosa ha situazione così. pensato, dopo aver incontrato Rosa e Olindo? E Cosa avete riferito abbiamo preso subito all'avvocato? l'investigatore, abbiamo depositato la nomina di per investigatore per cercare un'altra verità. Quindi la prima cosa è perché eravamo sconcertati da quello che ci dicevano e quindi la prima nomina, diciamo, la prima cosa che come difensori abbiamo fatto, abbiamo, nominato un investigatore per cercare di capire cosa potesse essere successo, visto quello che, i 2 a spizzichi e bocconi dicevano, perché non è stato semplicissimo avere la loro fiducia. Eh, Perché, quindi diffidavano ecco, di voi un po'. e all'inizio secondo me, ecco, volevano cercar di capire, quindi non è stato, come dire, una passeggiata, non lo è mai perché è comunque complesso il rapporto con, con un assistito. Però in questo caso diciamo che erano stati scottati, quindi, alcune cautele per capire noi che cosa capivamo, che cosa pensavamo, sicuramente per quello che erano i loro mezzi, c'è stato. Con l'avvocato Pacia è sempre stato di grande supporto. Non abbiamo parlato subito con l'avvocato Pacia raccontandogli la situazione, però una volta approfondite, viste le cose, cioè quello che ci raccontavano andavamo a verificare nelle carte e effettivamente trovavamo quello che loro Cioè, mano a dicevano. mano voi scoprivate che quello che dicevano era riscontrato. Aveva incredibilmente un riscontro, che sembravano cose dell'altro mondo, no, perché uno non ci poteva crede io non ci potevo credere quando, vabbè riprendendo Lindo, la questione della traccia, no, che dicevano: "È possibile?" Ecco, effettivamente c'erano delle spiegazioni importanti a questa presunta traccia che nessuno aveva visto, piuttosto che di Frigerio. Mh. Ecco, quando abbiam visto la dichiarazione di Frigerio, siamo la prima dichiarazione di Frigerio che indicava una persona Che praticamente nessuno conosceva. nessuno conosceva, ma Nonostante nessuno nel fosse senso stato fatto un identikit. non era richiamata neanche nel fermo. Quindi nessuno, i giudici non sapevano quale fosse stata la prima indicazione, di Frigerio. Poi abbiamo recuperato la cassetta perché non ci potevamo credere alla verbalizzazione, quindi abbiamo recuperato la cassetta
a poco abbiamo cercato di capire, quindi abbiamo nominato l'investigatore che abbiamo mandato sopra Canzo per diversi mesi, cose di questo genere per cercare di trovare un si dice il bandolo della matassa, ecco, cercare un attimo di dare qualche spiegazione. Poi è chiaro che loro erano già concluse le indagini, perché noi subentriamo quando appunto le indagini sono chiuse. E quindi ci troviamo, diciamo, un pacchetto confezionato. Ecco, noi sapevamo tutti, sapevate anche voi ovviamente, che c'erano state delle confessioni, no, che Certo, dopo l'arresto, certo, in un primo momento, beh, questo si scoprirà dopo, che in un certo, primo momento entrambi raccontano le stesse cose e si proclamano innocenti. Anzi, certo. io se non sbaglio mi ricordo che nel primo interrogatorio dell'8 di gennaio 2007, il giorno dell'arresto, Sì, Olindo dirà, quando gli dicono: "Guardi che il signor Frigieri l'ha riconosciuto", dice: "Non so cosa dirle, si sarà sbagliato, io non ne so certo, niente, non c'entro niente", no? E 2 giorni dopo invece ci sono le cambiano, cosiddette confessioni. A proposito di quelle confessioni, loro cosa vi ha detto, cosa le ha detto Rosa, delle confessioni? Lei se lo ricorda del perché hanno confessato? Perché tutta l'Italia continua ancora oggi a dire: "Ma come mai hanno confessato? Perché hanno confessato?" Noi lo sappiamo perché abbiamo ricostruito, dico noi giornalisti che ci siamo occupati di questo, quelli che si sono occupati di questo cercando di esaminare i fatti lo sanno, no? Si sono dati una spiegazione. Però loro cosa gli dicevano? Rosa cosa le diceva? No, però noi prima parliamo con Mh, loro, prima di vedere poi le carte, sì, giusto? Prima parliamo con loro, i quali prima ci studiano, cercano di capire se insomma sì. si potevano fidare, se si potevano fidare, e quando insomma, hanno risolto questa cosa, dicono: "C'è stato data questa indicazione, che era quello che dovevamo dire, era l'unico modo per poterci vedere." Punto. Questa è la versione di Rosa, che in quel momento davvero senza Olindo non riusciva, diciamo è sempre stata, insomma vissuto con Olindo, quindi per lei era la separazione è stata traumatica, per loro 2 l'essere separati era, una vera e propria tragedia, tant'è che appunto a seguito di queste confessioni stata data la possibilità di vedersi. Quindi questo mi hanno detto. Poi, lo stupore generale è stato quando aprendo il fascicolo, poi uno ha trovato effettivamente la intercettazione prima che confessassero, in cui dicevano esattamente le stesse cose, che Rosa e Olindo ci hanno detto quando poi siamo stati da loro, quando abbiamo iniziato a difenderli, ecco. Quindi questa è la spiegazione. La spiegazione è che Rosa neanche sa quello che ha detto. Io, ma anche, più nel recente periodo, facendo sentire alcuni gli audio, che in alcuni punti ci sono delle cose che non si capiscono, lei non riesce a recuperare quel ricordo, perché probabilmente è stato talmente traumatico dal mattino alla sera, che se anche faccio ascoltare oggi l'audio ha e ci sono delle cose che non si comprendono, non riesce a spiegarcele. Questa è la semplicità, la semplice e tragica versione che loro hanno dato, quindi, ehm, che poteva essere una versione, ma quando poi troviamo sempre i riscontri su tutto quello che dicevano, e loro le carte non avevano un foglio e non le aveva neanche, magari il precedente difensore non aveva tutto. Quindi, mhmm, ecco, abbiamo purtroppo c'erano delle cose che mancavano e poi abbiamo trovato esattamente quello che ci dicevano, noi trovavamo, come riscontro. Perché è evidente, un minimo di perplessità l'abbiamo avuta anche noi nel dire loro: "Ma di che cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto?" La loro richiesta è: fate fare gli accertamenti, a quell'epoca non c'era neanche il RIS, quindi tutto l'accertamento che aveva fatto il RIS, e Olindo diceva: "Mandate, chiediamolo, cerchiamo di avere qualche cosa perché non sia stati noi." Quindi questa era la situazione in cui abbiamo Ecco, a iniziato proposito, a lavorare.
All'inizio, diciamo, di questa vicenda, lei dice subito c'erano delle cose che non tornavano, Sì. no? Questo è stato immediato, voi lo avete immediatamente percepito, lei lo ha immediatamente percepito. Sì. Più di recente su Rosa Bazzi è un tema di sbalordimento rispetto a questa figura, no? Perché immagino lei sia andata lì pensando che ci fosse davanti qualcuno di... E invece si trova davanti a una persona che mai si sarebbe immaginata, no? In quei termini. Certo. Ecco, la stessa sensazione è rilevabile in un libro che è uscito da poco, no? Si intitola Rosi, l'ha scritto Certo. Alessandra Carati, è un romanzo Davvero. psicologico basato sulla figura di Rosa Bazzi e sulla strage di Elba. Ecco, io da quel libro ho ricavato, ne abbiamo parlato anche con l'autrice, la sensazione di una donna che quasi quasi fa fatica a capire un'altra donna. Si trova spiazzata, diciamo. Lei ha provato le stesse cose? Sì, Rosa ha degli aspetti difficili da capire, in che senso? Che io non sono uno psicologo e soprattutto non sono uno scienziato, non è che posso misurare le sue capacità cognitive andando da lei. Quindi io posso percepire la sua difficoltà. Le faccio l'esempio, il discorso del leggere. Poi Olindo, cioè noi cercavamo di capire se Rosa sapesse leggere, perché lei ci diceva, ce lo faceva capire ma non ci diceva. Andavamo da Olindo e facendo domande, non so, quando andavate in giro in macchina, leggeva i cartelli, così Olindo, non mi sono mai accorto. Cioè c'erano anche delle delicatezze tra di loro che complicavano ancora di più la situazione, perché Rosa ha sempre avuto grande pudore delle sue difficoltà, quindi non è che le mascherava, però, come dire, ci girava intorno e quindi è stato assolutamente complicato il rapporto. Poi ecco, quando abbiamo letto invece, poi nessuno abbiamo potuto mandare non è stata fatta una perizia. Quindi il nostro consulente nominato non ha mai incontrato nel primo grado, nel grado, in tutti i 3 gradi di giudizio, non ha incontrato Rosa e Olindo, quindi ha fatto una consulenza sulla carta. Diciamo che i primi che possono andare a valutare cognitivamente Rosa e comunque tutti gli aspetti della sua personalità sono gli scienziati per la revisione e quindi Sartori e gli altri. Prima non avevamo neanche questa immagine, quindi uno si trovava nella difficoltà di farle fare un discorso chiaro, soprattutto su giorni così complicati quali sono stati, diciamo, i giorni. Loro sono stati arrestati dopo una ventina di giorni, dopo una trentina di giorni, insomma, dal fatto. Quindi anche ricostruire quei giorni è stato assolutamente complicato perché lei non ricordava. Quindi dovevamo andare a sentire le intercettazioni per cercare di capire quante volte, per dire, i carabinieri erano andati da loro tutti i giorni, anzi più volte al giorno, però lei non riusciva a dare indicazioni, a ricostruire per bene le cose. Questa era la difficoltà, e la difficoltà anche adesso di Rosa, anche se un pochettino è stata aiutata molto da carcere. Ecco, quindi... certo che quello che lei diceva prima e che io riscontro anche avendo poi avuto accesso agli atti studiandomeli, è proprio eclatante, no? Nel senso che mano a mano che uno scopriva degli atti, scopriva che le cose che questi 2 imputati dicevano erano sostanzialmente vere, no? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Oh, l'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408,
anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera e un'estate un po' più bella, oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. No? Monumentale in questo senso è il discorso dei RIS. I RIS fanno una perizia nelle quali non trovano tracce degli aggressori a casa, sul luogo sulla scena del crimine, e non trovano tracce delle vittime in casa degli aggressori, che sarebbe già un formidabile atto di... Sì, soprattutto con questi qua che avevano descritto Rosa Olindo di aver toccato la qualsiasi di qua e di là, Rosa, queste dichiarazioni straordinarie in cui, ecco, tornare a casa madidi di sangue nel giro di pochissimo tempo, cioè svegliarsi in un lampo, a ritornare a casa e uscire, era una cosa che non sta. Ma come mai tutte queste cose che vanno questo o le intercettazioni che raccontano una storia completamente diversa, le intercettazioni dello stesso signor Frigerio che raccontano una storia completamente diversa, o anche a dicembre quando hanno poi arrestato Mazzucca, Rosa ci diceva, e Olindo cercavano di dirci guardate che lì c'era dell'attività, però appunto mi spacciavano, eccetera, eccetera. E questo verrà poi mano a mano confermato. Ma com'è che tutti questi... confermato, perché sappiamo che è stato, gli atti non li abbiamo mai visti di quel procedimento integralmente. Abbiamo saputo, che era ineliminabile, diciamo, era una notizia pubblica, quindi che è stato arrestato, ma poi non abbiamo tutti gli atti del procedimento. Quella casa lì, dove è stata fatta la strage, era anche l'oggetto di un'indagine. Di un'altra indagine, quella a cui lei sta accennando adesso, no? Che era verificata, che era finalizzata, diciamo, a colpire un traffico di droga, no? Quella casa lì era già sotto indagine. In quell'indagine poi entreranno altre persone, Marzuc, il fratello di Aziz Marzuc, Abdi Kais, che voi invece citerete come testimone, che racconta tante cose, contrasti con altre bande di spacciatori e via dicendo. Io mi domando una cosa che non l'ho mai capita, ma per quale motivo voi non avete mai potuto accedere, e nessuno ha mai potuto accedere agli atti di quell'indagine, che riguardavano la stessa casa in cui ci sarà la strage, le stesse persone protagoniste di quella vicenda, e che avrebbero potuto aprire altri scenari? Abbiamo avuto solo l'ordinanza cautelare. Ecco, ma com'è possibile? Io per esempio so che Abdi Kais, condannato in quella vicenda, non avrà mai, né lui né il suo avvocato Ivano Lai avranno mai modo di vedere le carte. Com'è possibile? Perché? Come si giustifica questa cosa? Non riesco a spiegarmelo neppure io. Ce ne sono state di cose complicate, diciamo, che sono state complicate. Ecco, diventava complicato chiedere qualsiasi cosa. Ecco, la visibilità di una carta piuttosto che l'esame di un reperto, esporre una tenda, ecco, in pubblico dibattimento era una cosa difficilissima, la tenda che era un elemento di innocenza dei due, ecco, non è stato proprio, l'ABC è saltato, ecco, non si è potuto, non si sono potute verificare tantissimi aspetti, anche perché il caso di Rosa Olindo è un caso estremamente complicato, perché in quella corte succedevano, c'era un traffico, quindi di sostanze stupefacenti, c'era una situazione particolare, come c'erano degli aspetti nell'ambito familiare particolarmente complessi, quindi come dire, non avevamo una situazione facile da esplorare, avevamo
quindi doveva esserci un interesse di una persona terza, quale è un giudice, su richiesta andare a verificare anche le carte di un altro procedimento, visto che erano proprio contestuali Beh, fa impressione dire la casa in cui è stata fatta la strage era oggetto di un'indagine. Certo. Nella vicenda della strage di Erba entrano anche queste questioni da tutti i lati, però abbiamo il modo di approfondire il cuore di quella vicenda e non lo facciamo e non ve lo rendiamo possibile. Io mi domando come sia possibile. Un tribunale può dire no, voi non accedete alle carte, lo può dire ai giornalisti, lo può dire agli avvocati, lo può dire ai giudici. Non c'erano molti giornalisti che chiedevano le carte all'epoca, quindi anzi i giornalisti erano interessati, diciamo, attenzionati per altre cose. Ecco, Ecco, è cambiata la sua opinione della stampa e dei media a seguito di questa vicenda, Avvocato Borgoni? Lei pensava qualcosa di diverso prima? Devo dire che... E anche, le faccio subito anche un'altra domanda diretta che riguarda la sua professione. È cambiata anche la percezione della sua professione dopo questa vicenda? Cioè, quando lei va per la prima volta in aula a Como, primo grado, si aspetta che quegli elementi che voi avevate scoperto, quei dati di fatto che mano a mano riscontravano la tesi dell'innocenza dei due, vengano esaminati, oppure era già disillusa? Perché aveva già capito che la caccia grossa si era aperta. Devo dire che non ero, purtroppo o per fortuna, sono sempre stata innamorata del mio lavoro e assolutamente convinta che la giustizia avesse coraggio, avesse lungimiranza, non avesse paura di un contraddittorio, di dibattimento, anzi. È vero che comunque i processi possono essere, ecco, ci può essere della veemenza, però non così, non ascoltare, ecco, non mi era mai capitato in questo modo, seppure erano stati seguiti dei casi difficili, complessi, con situazioni. Non sto dicendo che il processo sia una cosa di facile gestione. Credo che sia un elemento, una materia molto complicata, la giustizia, però neanche guardare e aver paura di aprire, ecco, questo non me l'aspettavo. Mi aspettavo, tutti siamo fallibili, tutti quanti, ci sono 3 gradi di giudizio non a caso, c'è la revisione non a caso, quindi che ci possano essere degli errori, purtroppo e per fortuna ci sta nella nostra giustizia, nella fallibilità dell'essere umano, però ecco, non aprire su niente questa cosa era, cioè avere timore di tutto, anche delle parole di Frigerio dette al risveglio, anche su quell'audio, insomma, si è trovato il modo per insomma tirar fuori un audio sbagliato, ok? Quindi anche delle parole di Frigerio, le prime parole dette, dove appunto indicava il suo aggressore come persona sconosciuta e non del posto, anche di quelle si è avuto paura al processo. Purtroppo questa gran paura non è una bella... Ecco, non è una bella immagine e pesa tantissimo diciamo, su quello che è l'immagine della professione, perché insomma anche per l'avvocato è fallimentare, no? Immaginare di non essere ascoltati. Ecco, si rimprovera lei qualcosa rispetto a quel primo grado di giudizio? Sì, se potesse rifare qualcosa? Di essere stata troppo in buona fede, di fidarmi della giustizia, quindi certe cose per me la lealtà processuale era sicura. Se io dico non trovo questo atto sottoscritto, però se lo troviamo comunque va bene, può essere acquisito, io immagino che non è che l'atto sottoscritto sopravvenga dopo settimane, doveva esserci, ecco, adesso l'ho spiegata male, ma sicuramente mi rimprovero di aver avuto un'immagine, cioè di fidarmi delle carte, dei miei interlocutori, fidarmi. Questo, di avere fiducia, in poche parole, nel procedimento processuale. Forse esatto.
E questo forse un Quindi avvocato dovrebbe essere, diciamo, più attrezzato. Io pensavo attrezzati dal punto di vista, diciamo, del contraddittorio, ecco, non di questi che dovrebbero i essere fondamenti, i l'ABC fondamentali. insomma. L'ABC, esatto. Ecco, quindi qua purtroppo Rispetto ai media, la sua opinione è cambiata? Sì, perché allora io non ho mai avuto una grande affinità, queste mie capacità o con i media, o non ho mai creduto che potessero essere un elemento di aiuto per una difesa. Okay. Però non mi sono confrontata con 2 cose: che ormai i processi sono mediatici, forse nel 2006 non era ancora così, ma Però si era andava in quella direzione. già si andava in quella direzione, quindi è sicuramente un errore pensare, diciamo, quello che si poteva pensare negli anni '90, che i processi era meglio farli solo in aula, che non si doveva andare sui giornali, o comunque non si doveva avere un'interlocuzione con la stampa, perché se questo già, e coi media, se già un caso è mediatico, anche l'avvocato deve attrezzarsi ed essere in grado di gestire quella parte. Ecco. Quindi su questo innanzitutto ho cambiato questa mia idea. Se prima pensavo che fosse un campo che insomma l'avvocato poteva dire no, ecco, non è un campo invece che l'avvocato deve affrontare necessariamente per ristabilire, far sentire la voce della difesa, ecco, anche. Ecco. Perché voi in primo grado dai media eravate completamente assenti, e credo sia stata anche una scelta, no? Forse è stata una scelta, sicuramente è stata in parte una scelta, in parte anche una chiusura, ecco, tutte le altre parti potevano andare in televisione, se però una della difesa alzava la mano, si aprivano, cioè, Come si spiega il perché? queste cose. Ma perché l'informazione ha avuto questo ruolo, diciamo così, non di scoperta dei fatti, ma di cancellazione dei fatti e presa di parte Perché precisa? diciamo che Cioè quei due dovevano essere colpevoli. Ormai l'avevano detto tutti, l'avevano spiegato tutti i media, le 100 testate, chiunque aveva detto sono colpevoli, tornare indietro è difficile, soprattutto laddove tranne chi in quel torna momento indietro, due eroici colleghi che io ricordo sempre con davvero, grande diciamo stima, siamo diventati davvero, anche amici negli anni, cioè Edoardo davvero, Montolli e Felice Manti, no? Che che sono non state le due hanno bestie rare di tutta la stampa italiana. non hanno esitato a scrivere un libro dove hanno messo in fila tutte le cose, tutti gli argomenti, dando visibilità. Ecco, anche lì la cosa incredibile è che quelli erano fatti messi in fila nel libro, non ricostruzioni ipotetiche, fatti, no? Esatto. E la cosa che a me mi ha sbalordito, come esattamente ha colpito anche il dottor Tarfusser, perché il dottor Tarfusser si avvicina a questa cosa, sarà uno di coloro che chiedono la revisione del processo, perché parte da quel libro, ma non perché gli piacciono i romanzi, ma perché gli piacciono i fatti, perché quel libro non era un romanzo, era un'elencazione di fatti che nessuno conosceva. Anche, quindi perché la stampa, il giornalista, ha nel suo dovere etico di valorizzare i fatti, non le ipotesi, i fatti. Ecco, davanti a una materia prima, la stampa italiana è scomparsa, le TV italiane sono scomparse. Buttiamo nel cestino tutti i fatti e invece difendiamo una tesi a prioristica. E lei come se lo spiega? Si sarà data una motivazione. La motivazione è questa: era già stata data una condanna dopo 5 giorni, insomma, dalle dichiarazioni di Olindo e Rosa. Tutti avevano seguito questo caso in un'ottica colpevolista, voce alla difesa non c'era stata per mesi e mesi, e tutti hanno continuato con questa linea. Poi è chiaro che la stampa, i media sono agevolati laddove propugnano la tesi dell'accusa, ecco, perché è chiaro che insomma questo sia più agevole anche per i media. E soprattutto in ambito territoriale questo è estremamente evidente.
poi tornare indietro, hanno avuto coraggio 2 giornalisti, appunto, che hanno fatto il libro, poi delle reti, magari la RAI, che ovviamente poteva mandare i giornalisti che erano, diciamo, più liberi di dire quello che accadeva e non solo, diciamo, appiattirsi su quella che era la verità di colpevolezza, Sì, senza, ricordiamo Alessandro ecco. Gaeta e Francesco Vitali. Esatto, e allora qualcuno ha incominciato, insomma, a vedere, a guardare e avere attenzione sul caso. Però, ecco, Ecco, la stampa le faccio una non si domanda muoveva, un po' stupida, le faccio una domanda un po' stupida, ma se l'opera di informazione e di civiltà, perché io la definisco così, altri hanno altri termini infamanti, ma per me è stata una tardiva opera di informazione e di civiltà, quella che hanno fatto le Iene, se il lungo speciale che ha fatto le Iene fosse stato fatto nel non me lo 2007, chieda. secondo lei sarebbe cambiato qualcosa? Allora, sì, Parlo soltanto del fatto che se si fossero assolutamente. conosciuti quei fatti Allora, io subito. credo che questo discorso mediatico, questo, tutto quello che è successo a Rosolindo, nel senso, vero è che loro avevano fatto queste dichiarazioni in cui si accusavano, però questo 6 mesi in cui si è, diciamo, data la loro colpevolezza per certa, abbia certamente limitato proprio le possibilità di una corte composta da giudici popolari di ascoltare un processo, perché è chiaro che avevano anche la persona più in buona fede era convinta, ormai aveva un'immagine nella testa. Senza con invece una campagna più diciamo vabbè, ci poteva essere ovviamente chi accusava, ma anche la voce alla difesa data, avrebbe sicuramente consentito quantomeno a una corte fatta da giudici popolari di arrivare più serena ad un processo e ascoltare quello che poteva accadere in aula. Poteva essere già un inizio. Di certo, quando alle persone si è dato spazio per evidenziare le prove anche a difesa che erano emerse, la gente ha incominciato a capire, ecco. Quindi le possibilità della stampa e dei media possono essere davvero formidabili. Quindi Ecco, c'è un altro aspetto che ricostruendo e avendo studiato e raccontato questa storia non sono mai riuscito profondamente a capire, ed è quello che si riferisce alle reazioni che lei mi raccontava di aver avuto quando lei comincia a conoscere sia Rosa che Olindo, no? Io li ho conosciuti attraverso gli atti, gli interrogatori. Per me sono stati sconvolgenti gli interrogatori dell'8 di gennaio, quando vengono arrestati, e quelli di 2 giorni dopo, del 10 di gennaio. In mezzo c'è un'altra cosa sconvolgente che per me, che non sono nessuno, che non sono un giudice, non sono un avvocato, non sono un esperto del diritto, non sono uno psicologo, sono una persona comune, ma a me mi ha aperto gli occhi questa cosa. Cosa è successo fra l'8 di gennaio arresto e il 10 di gennaio arresto e proclamazione di innocenza da parte di tutti e due, e il 10 di gennaio, cioè confessioni e quindi assunzione di colpa? È successo che, lo spiega Olindo in maniera disarmante nella sua intercettazione, pochi minuti prima dell'inizio delle famose confessioni, dice alla moglie, che rimane sbigottita e impaurita, dice: ma guarda, a me mi hanno detto i carabinieri, cosa che mi ha lasciato basito, che se io parlo tu cominci ad andare fuori e poi tanto se no non ce la caviamo più. E poi a me mi danno lo sconto di pena, eccetera, eccetera. Cose che lui neanche conosce, dice delle cose imprecise, perché non le sa quelle robe lì. E la moglie sbigottita, Rosa, dice: ma come puoi dire una cosa del genere, che non abbiamo fatto niente? Ti fa così orrore stare qui dentro, non ce la fai proprio più? E lui dice tranquillamente: no, non ce la faccio più. Allora la povera Rosa, che diciamo avrà strumenti culturali ridotti, ma la sensibilità minima ce l'ha, e l'amore per suo marito tanto, e viceversa, capisce esattamente una cosa molto semplice. Allora, se parla lui, liberano me; se parlo io, allora liberano lui. Perché i due ragionano così, come la cella matrimoniale, come la pena da dividere per due, perché sono marito e moglie. Quindi, oppure, quello che Dio ha unito non si può separare, da lì la cella matrimoniale, no? Quindi ragionano così, secondo una logica che potrà apparire, ed è assurda, ma ha un suo fondamento di elementarità, diciamo.
Quindi lei capisce che se parla lei liberano lui, e così inizierà questa storia. Ecco, io questo l'ho capito, no? Voi lei quando conosce Rosa e poi Olindo, capisce che si trova davanti a due persone così. Allora, quello che voglio dire, lo capisco io ascoltando gli audio tanto tempo dopo, delle interrogatori. Lei lo capisce parlando con loro, come hanno fatto a non capirlo fior di giudici esperti di umanità, esperti di persone criminali, che si trovano davanti due così. È la stessa domanda che si pone anche il dottor Tarfus, che pure è un magistrato di lunghissima esperienza. E lui dice, ma è impossibile che 4 pubblici ministeri, 5 pubblici ministeri, dei carabinieri, della polizia giudiziaria, non si accorgano di chi hanno di fronte. E quindi davanti a confessioni che all'inizio sono un disastro, piene di errori, di cose che non si impongano a maggior ragione il dovere di approfondire tutto. Si prendono invece per oro colato le cose che dicono, si cercano anzi di rappattumarle insieme per farle coincidere. Non coincideranno lo stesso, ma si venderà al pubblico l'opinione che coincide. Allora, in poche parole, lei avvocato si rende conto quando parla con Rosa di chi è Rosa. Io mi rendo conto di chi è Rosa e di chi è Olindo ascoltando le loro intercettazioni e ascoltando i loro interrogatori. Come fa a non rendersene conto un collegio di magistrati? Questa è la mia domanda fondamentale. Che risposta si dà? Come fai a non capire chi hai di fronte? E quindi quello che anche loro dovessero dire, allora, mettiamo pure che gli inquirenti, io le faccio un'ultima, poi lascio la parola, ma mettiamo pure che i pubblici ministeri non sappiano che i carabinieri sono andati da Olindo a dirgli confessa che almeno te la cavi, lascia andare fuori tua moglie, e lui sprovvedutamente dice vabbè, se non c'è altra via, provo questa, e glielo dice alla moglie, proviamo questa, e gli dice sei matto, e lo fa lei per salvare lui. Ecco, mettiamo che i pubblici ministeri non sappiano, quando iniziano gli interrogatori, che c'è stato questo contatto. Ma quello che loro dicono non sta né in cielo né in terra, quando parlano. E non possono non rendersi conto di che persone sono questi due. Quindi, anche se, diciamo, non sanno che magari sono stati incoraggiati a fare una confessione, ma devi verificarlo 100 volte di più. Appunto, devi verificarlo 100 volte di più quello che questi dicono. Perché sono due persone che ti lasciano sbalordito quando tu le senti parlare, anche negli interrogatori. E Olindo lo dice anche molto chiaramente, ma io voglio vedere mia moglie. Come a dire, io sto parlando, sto dicendo delle cose, ma la finalità mia era vedere mia moglie. E allora è tutto inficiato alla radice. Ma come fanno a non rendersene conto persone esperte che fanno questo mestiere e che sono magistrati? Io questo non l'ho capito ancora a tanti anni di distanza. Lei l'ha capito? Io credo che ci siano stati, diciamo, degli errori che poi i magistrati fanno i magistrati, però anche le indagini vengono molte volte compiute da chi è sul territorio. Quindi che ci sia stata un'interlocuzione sbagliata e poi non si è avuto il coraggio di riprendere in mano una cosa e dire ma guardiamola. Magari le cose possono essere sfuggite di mano. Questo coraggio non si è avuto, ma devo dire, come non si è avuto, cioè si continua a non avere. Quindi mi sento anche, come dire, sì, è vero, coloro che li hanno ascoltati per quelle ore, ed erano 4-5, insomma, non capire alcune fragilità, alcune particolarità erano proprio lì da vedere, quindi gli avrei mandato 4 medici il giorno dopo per vedere un attimo queste persone com'erano, no? Visto che mi davano queste dichiarazioni sconclusionate e avevo un Olindo che non aveva mai, cioè che fa il lavoro del netturbino e cercava e bofonchiava di abbreviati piuttosto che con la moglie, ovviamente non poteva non aver sentito da carabinieri, quindi avevo degli elementi. Io dico, il quadro psicologico di queste due persone era abbastanza intuitivamente comprensibile da qualunque persona normale. L'abbiamo compreso io ascoltando gli audio delle loro interrogatori, no, lo ripeto. Non hanno mandato qualcuno, però è arrivato Picozzi. Provvidenzialmente è arrivato Picozzi, psichiatra, provvidenzialmente, che lavorava al momento per la difesa. Tra virgolette, provvidenzialmente, perché riuscirà a fare uscire il suo libro uscirà un libro con i suoi colloqui psichiatrici
che avrebbe fatto con Olindo e Rosa, il giorno dopo dell'udienza preliminare. Quindi avevano già organizzato, cioè lo psichiatra ha in qualche modo consentito la diffusione di quelli che dovevano essere pretesi con colloqui psichiatrici, che sono stati messi sul libro e distribuiti il giorno dopo dell'udienza preliminare, quindi non era neanche iniziato il processo, già Stiamo giravano. parlando del libro di Corrias. Sì, il libro di Corrias Vicini d'amore. quindi non solo non va nessuno ad esaminare questi due, ma chi va ha questi interessi di pubblicare o di consentire la pubblicazione di colloqui psichiatrici. Ecco, quindi nessuno ha mai, cioè loro non hanno potuto fruire davvero di un genuino Tra aiuto. l'altro, mi lasci dire una cosa, qui c'è anche una mostruosità che è passata, come dire, in cavalleria, mi perdoni l'espressione volgare, ma c'è una cosa inaccettabile, orrenda, orribile, che sono state vendute come confessioni, i colloqui psichiatrici che per esempio Rosa Bazzi fa con il professor sono Picozzi. stati depositati all'accusa dei pretesi colloqui psichiatrici di Rosa. E sono stati venduti al pubblico come e le poi, confessioni. credo che siano ancora in internet, sui media, diffusi al mondo, alla buona pace della riservatezza. Questo è stato l'aiuto che hanno avuto Rosa e Olindo in quei mesi di Senta, mi di viene da carcere. farle la domanda Quindi, che ha fatto Antonino Monteleone a Olindo Romano. sì. Che cos'è per lei la giustizia? E Olindo risponde: la giustizia è una cosa in cui ci credo ancora ma non ci spero più, o viceversa, ma comunque il senso era chiaro. Direi Lei che non è condivide? superabile. Olindo, quando ha queste uscite, davvero è incredibile. Io condivido, no, io credo nella giustizia, ma purtroppo penso che sia fatta anche da uomini, e non è un caso a chi capiti, ecco. Quindi dipende da chi è amministrata. Ecco, in questi giorni noi abbiamo sotto gli occhi un'altra vicenda giudiziaria, mi riferisco al caso di Garlasco, no? Alla vicenda Esatto. Chiara Poggi e Stasi, Alberto Stasi. Dopo tanti anni, anche lì 18 anni, stanno cominciando a venire fuori dei fatti. Solo che in questo caso i fatti vengono fuori perché una procura decide di farli venire fuori. Questa è la parte più triste, se voi possiamo. E i vostri consulenti, scienziati, esperti, avete fatto la stessa cosa, avete messo in fila dei fatti. Però in questo caso di Erba i fatti sono stati ricacciati nell'oblio e nell'ombra e nel buio. Esatto. Trova la differenza? Qual è secondo lei? La differenza, incomincio a pensare che sia chi richiede che cosa, perché se un'indagine, diciamo una prova, un approfondimento viene richiesto da una procura, allora si dà accesso, se viene richiesto da una difesa. Eppure, mi scusi avvocato, noi abbiamo una dà... bellissima Costituzione che dice che queste due parti devono essere sullo stesso piano, accusa e difesa. Però purtroppo questo non, diciamo, ecco, è scritto, forse non è una cosa, e nella carta non è, ad oggi non c'è una effettiva parità, ma anche solo per mezzi, i mezzi investigativi di una procura rispetto ai mezzi investigativi di un difensore, insomma Terry Mason rimane nel film. Ecco, Avvocato Bordeaux, se lei dovesse definire Rosa Bazzi con 3 aggettivi, quali userebbe? Fragile, estremamente sensibile, e che ha vissuto una vita molto complicata. Sì, molto complicata, anche perché insomma questa sua fragilità le complica la vita, nel senso che ha difficoltà, quindi non è che la disabilità è una cosa che ha scritto il consulente sono delle cose che lei quotidianamente vive, insomma il suo problema, la sua disabilità è una cosa che la limita tantissimo, è uno sforzo continuo. Adesso ha imparato a prendersi mezzi per andare al lavoro, avere un minimo di tra virgolette autonomia, ecco, però è stato veramente complicato per lei, è una vita complicata.
Qual è la cosa che hai imparato da tutta questa storia, o le cose che hai imparato da questa vicenda, che speriamo ancora non sia conclusa, perché l'amor di verità e di giustizia, qui cito il dottor Tarfus, che ha agito per quello, per chiedere la revisione, ci induce tutti a pensare che non debba essere chiusa questa vicenda. Però finora, ad oggi, cos'è che lei ha imparato di più da questa storia? E anche da questa attività professionale che lei ha svolto per questa vicenda. Allora, da questa attività professionale è chiaro che ogni caso di cui uno si occupa arricchisce il professionista. Però in questo caso direi che non è una bella immagine, non riesco a dire una cosa che può essere effettivamente un valore aggiunto. No, perché l'immagine della giustizia è un'immagine che non mi ha lasciato se non una tristezza. Quindi è vero che poi in questa vicenda si sono conosciute persone molto coraggiose, come può essere per esempio Tarfus, è ad esempio una persona che ha avuto coraggio. Mi ricordo anche il professor Torre, che ho intervistato tanti anni professor Torre, che ci ha messo l'anima in questa storia, perché ha spiegato cose erano semplici, ecco sì, questa è l'unica parte, quindi vedere queste persone intelligenti, coraggiose, soprattutto coraggiose, volitive, che lavoravano per senso di giustizia, mi ha rincuorato. Però c'è l'altro il muro dell'immagine un po' meno. Non vorrei che mi avesse lasciato un pessimismo che prima non avevo. Che fare adesso, per chiudere con una citazione lenininiana? Che fare? Non mollare mai. Io ringrazio Luisa Bordeaux per questa conversazione. Ringrazio io. Ci sentiamo presto per entrare di nuovo nel percorso tecnico e Della giuridico lotta. per capire cosa si può fare, perché alla fine rimane poi questa distanza enorme tra le due persone in carne e ossa e quel mostruoso, freddo, spietato quadrupede che avrebbe fatto una strage orribile, orripilante, in pochissimo tempo, con una perizia eccezionale. Queste due cose continuano a non stare insieme neanche lontanamente. Quindi prima o poi dovrà emergere questa verità. Speriamo. Io continuo ad esserne convinta. Grazie all'avvocato Luisa Bordeaux. Avete ascoltato